Buongiorno a tutti, saluto i presenti. Oggi avrei voluto essere con voi, ma impegni istituzionali mi portano altrove. Tengo comunque a ribadire l'importanza che le giornate del Welfare Day 2024 hanno per la nostra regione. Ricordo che queste sono giornate che abbiamo voluto fortemente istituire con la felice collaborazione con Veneto Lavoro e la sua unità operativa Veneto Welfare e che hanno l'obiettivo anche in qualche modo di farci fare delle riflessioni circa i cambiamenti a cui stiamo assistendo sia dal punto di vista sociale che economico. Penso ad esempio all'andamento della curva demografica, ma anche al progresso tecnologico e scientifico, alla globalizzazione e alla terziarizzazione dei mercati del lavoro. Infatti, se da una parte abbiamo un forte aumento delle domande in campo previdenziale, assistenziale e sanitario, dall'altro abbiamo una forza lavoro che diminuisce. Allo stesso tempo abbiamo una crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro, tutti aspetti che ci impongono di rivedere sotto un'ottica di pianificazione strategica quello che può essere il contesto produttivo e anche a livello di mercato del lavoro che dobbiamo mettere in campo. Le donne infatti in questo contesto devono non solo essere garantite sotto il punto di vista dell'inserimento lavorativo, ma anche del mantenimento in questo e proprio in questo ambito diventano fondamentali le competenze trasversali, ma anche la capacità di pensare a nuove forme di lavoro che siano più flessibili e adattabili ai tempi. Con la legge regionale del 15, la legge numero 15 del 2017, abbiamo istituito queste giornate del Veneto Welfare Day, che vogliono valorizzare sia il welfare territoriale, che rappresenta un'occasione di sviluppo e di supporto del territorio e delle comunità di riferimento, sia il welfare che nasce dalla contrattazione collettiva, quale strumento per creare un'occupazione stabile e di qualità. L'obiettivo è farci trovare pronti, come dicevo prima, trovarci pronti di fronte a quelle sfide che il mercato del lavoro ci pone davanti, in modo tale da continuare a rimanere produttivi ma anche competitivi. Naturalmente di particolare rilevanza è anche la contrattazione collettiva di secondo livello per creare quella occupazione di qualità a cui tutti noi miriamo indipendentemente dall'ideologia, perché penso che non sia solo un obiettivo ideologico o etico, è anche un obiettivo dal punto di vista economico strategico per continuare a crescere in maniera sostenibile e forte. In chiusura lasciate che mi congratuli con i vincitori del premio Arsenale Welfare per le migliori tesi di laurea magistrale, ma anche per i master sulle tematiche del welfare che sono stati premiati proprio nell'ambito delle giornate del Welfare Day. Un'iniziativa che ha raccolto anche molto successo e la partecipazione di laureandi da tutta Italia. Ringrazio anche sentitamente i soggetti promotori delle reti di welfare territoriale che hanno partecipato alla prima raccolta di buone prassi in tema di welfare territoriale promossa da Veneto Lavoro e che sono stati presentati sempre in occasione della giornata inaugurale di questo Veneto Welfare Day. Questa è la dimostrazione di un territorio, il nostro amato Veneto, attento e sensibile ai bisogni dei cittadini secondo quell'innovazione sociale di cui tanto oggi si parla ma che bisogna anche mettere in pratica. Una regione in cui è protagonista quella trasformazione dei territori da spazi statici a sistemi ecosociali dinamici, che attiva e valorizza le risorse del territorio, ne amplifica le ricadute, le moltiplica e le rafforza, aiutando le comunità ad affrontare i bisogni sociali complessi oltre lo stretto perimetro del sistema di welfare tradizionale. Un ultimo ringraziamento agli ordini professionali e alle imprese che sono diventate ambassador della campagna Equamente al Lavoro, facendosi megafoni di una battaglia di civiltà nel riconoscimento della pari retribuzione per un lavoro di pari valore. Io naturalmente vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento e chiaramente buon lavoro a tutti.